realizzati da Confagricoltura Padova nell'ambito del progetto Punto Impresa Digitale realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova. Questo video è dedicato principalmente alle imprese del settore dell'agriturismo e del turismo rurale. Andremo infatti ad analizzare quali sono gli strumenti digitali a disposizione delle imprese del settore dell'ospitalità e della ristorazione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Come detto nell'introduzione, in questo video tratteremo il tema degli strumenti digitali che sono a disposizione delle imprese che lavorano nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale per fronteggiare l'attuale situazione epidemiologica da Covid-19. I nostri modelli di sviluppo a seguito della pandemia che abbiamo vissuto sono infatti radicalmente cambiati. Sono cambiati i modelli di sviluppo, ma anche le modalità con cui vengono erogati determinati servizi. È valido a maggior ragione nei settori della ristorazione e dell'accoglienza che hanno subito appunto un lungo periodo di chiusura e che hanno visto invece come dire, la necessità di adattarsi delle imprese ai nuovi modelli, quali per esempio quello del food delivery. In questa situazione la prima come dire, innovazione digitale a disposizione delle imprese è quella della digitalizzazione del menu. La digitalizzazione del menu parte innanzitutto da un bisogno di riduzione di rischio di contagio. Le linee guida del Ministero e dell'Istituto Superiore della Sanità per la riapertura prevedono infatti o l'igienizzazione ad ogni uso del menu cartaceo oppure l'uso di menu, come dire, usa e getta, o in alternativa strumenti digitali. Ecco, lo strumento digitale, il menu digitale, può essere per l'impresa, come dire, una modalità per risparmiare sicuramente tempo e ridurre il rischio di contagio, ma anche uno strumento efficace per il marketing. Che cos'è un menu digitale? Un menu digitale è un menu che è visionabile dai clienti tramite delle volte la scansione via smartphone di un QR code. Viene solitamente posizionato su un tavolo oppure appunto tramite tablet o pannelli touch appositamente dedicati. Il vantaggio appunto di usare un menu digitale è anche per l'impresa quella di come dire, poter aggiornare in tempo reale questo menu e renderlo sempre disponibile non solo appunto ai propri clienti, quindi che sono già fisicamente presenti presso la struttura, ma anche ai potenziali clienti raggiungibili tramite i social network o tramite altri strumenti web. Ricapitolando appunto i vantaggi, sicuramente la facilità che hanno questi strumenti di essere aggiornati e quindi di essere gestiti. Alcune possibilità in più che si aggiungono sono quelle dell'utilizzo di come dire, questi menu anche attraverso appunto la protezione, i sistemi di protezione del tavolo o di pagamento. Ovviamente il menu in questo modo è un menu che può essere multilingua e anche che può essere molto più accattivante rispetto appunto alle altre soluzioni adottabili. Un altro aspetto è legato anche alla sicurezza alimentare, in quanto appunto permette sicuramente una più facile gestione delle informazioni relative agli allergeni. Come dicevamo prima, il menu digitale si configura spesso in un QR code, un codice QR. Proviamo a vedere di cosa si tratta. Un QR code è appunto un codice a barre bidimensionale, quindi una matrice composta appunto da punti neri, che sono disposti all'interno appunto di uno schema bianco di forma solitamente quadrata. Cos'è un QR code? A cosa rimanda un QR code? Il QR code in realtà non è altro che un collegamento, se vogliamo, a un messaggio secondario, ovvero o a un link, quindi un link che rimanda un indirizzo internet, così come può essere in semplice testo un numero di telefono. Che cosa vuol dire quindi? Se noi abbiamo caricato sulla nostra pagina web il nostro menu, possiamo generare per quel URL, cioè per quell'indirizzo web, uno specifico codice QR che una volta stampato darà accesso diretto a quella pagina e quindi al nostro menu. Il codice QR può essere generato
in vari modi, ci sono diversi servizi online disponibili per la generazione di QR code che rimandano appunto a pagine web. Molte applicazioni sono anche gratuite, per cui ma l'utente ristoratore può usufruirne. Diciamo che se si volesse, come dire, andare in un livello invece avanzato, quindi avere accesso a una serie di servizi aggiuntivi rispetto al semplice QR code, esistono moltissime applicazioni proposte anche da aziende italiane che sono appunto specializzate nella digitalizzazione del menu e che proprio in questo periodo hanno lanciato una serie di strumenti a disposizione degli operatori per come dire, rendere più intuitiva la loro carta. Qui ne trovate citati 4, quindi Shazit, Food Menu, Sunet e Smart Touch. Si tratta solo, come dire, di alcune proposte, perché in realtà appunto ce ne sono diverse. Queste sono proposte italiane, quindi potete, come dire, cercarle nel web e fare appunto le loro proposte. Per questa puntata è tutto, ci ritroviamo nel prossimo appuntamento delle pillole di innovazione digitale. Continuate a seguirci sui nostri canali per avere maggiori informazioni. Grazie.